opportunità. Umanarei ad un passo dalla storia nella sfida decisiva con Sassari, città col fiato sospeso, i tifosi sono ottimisti, collegamento in diretta col Palasport Tagliercio. Era stata espulsa dopo aver denunciato atti di nonnismo in caserma Latina, il Consiglio di Stato reintegra in aeronautico l'allieva pilota di mira Giulia. Proseguono le indagini a 2 giorni della tragedia di Gorizia, alcune tubature del gas della cucina appaiono tranciate di netto, difficile capire se sia stata l'esplosione o un gesto volontario. Cortina Milano 2026, meno 2 giorni al voto di Losanna, l'assessore regionale al turismo Caner, la nostra candidatura migliore di quella di Stoccolma, ma attenti alla politica, il governatore Zaia, vinca il dossier, noi siamo pronti. Lunedì in diretta dalle 14.30, edizione straordinaria di Antenna 3 per seguire passo dopo passo la decisiva sessione del CIO a Losanna, l'annuncio previsto alle 18, ospiti in studio e collegamenti con la piazza di Cortina. Nonostante l'urgenza di una soluzione, il dibattito sul futuro delle grandi navi a Venezia è in una fase di stallo. L'assessore regionale Marcato invita il ministro Toninelli a prendersi le proprie responsabilità. 100 giorni in barca a vela con un equipaggio di diversamente abile, normodotati per superare ogni barriera, l'iniziativa del campione olimpico veneziano Daniele Scarpa. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, l'avete sentito dai titoli, tensioni, polemiche e attesa al massimo per la sfida decisiva che potrebbe riportare lo scudetto della pallacanestro a Venezia, al Tagliercio, la settimana decisiva sfida con Sassari e la città segue col fiato sospeso. Hai voglia di dire che è solo una partita di pallacanestro, quando in ballo c'è il titolo nazionale, quando emozioni, colpi di scena e polemiche hanno infiammato le prime 6 gare della finale tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari, risulta difficile anche al più sportivo dei tifosi tenere fede al motto del barone de Coubertin, secondo il quale nello sport l'importante è partecipare. Dopo l'attacco del coach di Sassari sulle condizioni del Palasport Tagliercio al termine di gara 5, il post partita di gara 6 non è stato da meno, tanto che per qualche ora si è addirittura sparsa la voce di un'inchiesta della Procura federale su strattonamenti, minacce e offese allo staff della Reyer, notizie smentite dalla federazione. Il Banco di Sardegna Sassari è stato comunque multato di 2.000 euro per offese del pubblico agli arbitri e ad alcuni tesserati di Venezia, nonché per comportamento minaccioso e intimidatorio verso gli addetti stampa Reyer. La tensione e l'attesa per la sfida decisiva sono al massimo, a Mestre tra tifosi ed esperti, ma anche tra i neofiti che si sono appassionati al basket. Grazie ai recenti successi della Reyer prevale l'ottimismo. Ma io sono fiducioso, guardi, sono fiducioso, ma veramente. Per quale motivo? Perché ma dentro di me sento che può farcela anche bene lei. Io sono più superstizioso, quindi incrociamo le dita. Dice scaramanticamente preferisce non dire niente. Esattamente. Quest'anno abbiamo visto qualche partita, però devo dire la verità non sono un super tifoso, però speriamo che la Reyer vinca. Sarebbe piacere. Assolutamente sì. La Reyer ha un qualcosa in più perché dal mio punto di vista ha una difesa granitica e soprattutto Stone è un giocatore che chiaramente è un valore aggiunto in questa squadra. Queste polemiche che al Tagliercio non si può giocare perché fa troppo caldo. Che fatto il non le ho sentite. Si era lamentato il coach di Sassari dicendo fa troppo caldo. Dalla Sardegna, avranno più caldo di noi, no? Ho giocato anche quando ero ragazzino per la Reyer e perciò faccio forza Reyer. Un vincitore, ci permettiamo di dirlo, probabilmente c'è già comunque vadano le cose ed è la pallacanestro italiana, capace di offrire una finale equilibrata e avvincente, a tratti spettacolare, e lo dimostrano la passione e l'interesse che ha contagiato non solo a Venezia, Mestre o Sassari gli spettatori di questa sfida. Dunque manca davvero pochissimo a questa sfida e lì al Tagliercio e per noi c'è il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buonasera, che aria si respira lì al Tagliercio? Qui, ciao Daniela, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Qui c'è un grandissimo entusiasmo, c'è un muro oro granata che già da qualche ora è qui davanti ai cancelli in attesa che si aprano, e c'è un grandissimo entusiasmo, i biglietti sono esauriti, sono andati ieri esauriti in pochissime ore e infatti
qui davanti al palazzetto Giuseppe Taglienze ci sono diverse persone che cercano il biglietto e che pur di respirare, pur di stare vicini alla squadra anche da fuori, sono arrivati qui nella speranza di poter partecipare a un grandissimo evento. Questa sera è un momento della verità, perché come diceva il servizio nostro Filippo, la sfida è in perfetta parità, quindi questa sera qui a Mestre si assegnerà lo scudetto 2018-2019 della pallacanestro italiana. 3.509 saranno gli spettatori qui presenti, un collegamento con una copertura anche mediatica molto importante, a testimonianza di quello che diceva Filippo, cioè questa è una grande sfida che sta interessando un po' tutta l'Italia. Grazie Lorenzo, grazie davvero e grazie a buon lavoro. Dunque noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. I giudici del Consiglio di Stato hanno disposto il reintegro all'Accademia Aeronautica della giovane pilota di Mira che aveva denunciato atti di nonnismo. La giovane era stata espulsa per insufficiente attitudine militare. Oh, ma tenetela! Il rito del cosiddetto battesimo del volo di Giulia Jasmine Schiff, ventenne di Mira, aspirante pilota militare sulle orme del padre, iscritta al corso dell'Accademia Aeronautica, è un video che aveva fatto il giro d'Italia e risalito le gerarchie fino al Ministero della Difesa, convincendo il ministro Trenta ad avanzare una richiesta di chiarimenti all'aeronautica. Per Giulia, che prima aveva chiesto di essere risparmiata da un rito in cui il confine tra goliardia e nonnismo può apparire molto flebile, che poi aveva denunciato quanto subito e che infine era stata espulsa dall'Accademia di Pozzuoli per insufficiente attitudine militare, è arrivata una buona notizia. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai suoi avvocati e con un'ordinanza immediatamente esecutiva ha disposto la riammissione della giovane al corso dell'Accademia Aeronautica. Un altro ricorso era stato invece respinto dal TAR del Lazio. Quella di Giulia era una vicenda che aveva fatto molto discutere, tra controvideo in cui la ragazza partecipava ad iniziative analoghe a prese di posizioni illustri come quella dell'astronauta Samantha Cristoforetti, che aveva definito il suo battesimo nella fontana come uno dei più bei giorni della sua vita. Opinioni che ora lasciano comunque il tempo che trovano di fronte al pronunciamento dei giudici del Consiglio di Stato, che permetterà alla giovane milanese di riprendere la sua attività di formazione. A 2 giorni dalla tragedia di Gorizia che è costata la vita a 3 persone, emergono nuovi indizi e particolari attorno alla figura ormai emblematica di Fabrizio Facchettin. Prima l'esplosione, il dubbio che fosse una fuga di gas, poi nuovi particolari svelati dalla frase postata da Facchettin sui social, un incidente trasformatosi in inquietante mistero e ora 2 giorni dalla tragedia di Gorizia, dove la palazzina crollata per l'esplosione che ha determinato la morte di 3 persone, emergono nuovi indizi. A preoccupare sono alcune tubature del gas della cucina di Fabrizio Facchettin al piano terra dell'ormai ex palazzina, tranciate di netto. Difficile capire se sia stata l'esplosione la causa di quel danno alle tubature o un gesto volontario, ma chiaramente il fatto che siano tagliate nettamente autorizzerebbe a riflettere. A breve verranno analizzati i corpi di tutte e 3 le vittime di Viale 20 Settembre e magari si potrà capire qualcosa di più. La Procura di Gorizia ha continuato le indagini ascoltando molte persone e chi si è presentato in procura ha riferito agli inquirenti di aver notato strani comportamenti da parte di Fabrizio negli ultimi tempi. L'uomo era tra l'altro seguito da un centro specializzato a Gorizia per trattamenti in difficoltà psicologiche. La trama quindi si infittisce con nuovi dettagli che stanno dipingendo un panorama sempre più inquietante. Parliamo ora di Cortina Milano 2026, meno 2 giorni alla decisione di Losanna, weekend decisivo per accaparrarsi gli ultimi voti. La candidatura italiana ha il dossier migliore, restano i timori per il peso politico di Stoccolma. Intanto anche una leggenda dello sci chiede di votare per Cortina. So I'm really hoping that Cortina gets the 2026 Olympics. I've had so many great memories on that track.
It's an amazing place, incredibly beautiful, and everyone is incredibly passionate about winter sports. Con un endorsement del genere firmato Lindsey Vonn, ovvero la più grande sciatrice di tutti i tempi, per Cortina Milano 2026 non dovrebbero esserci problemi. Ma gli addetti ai lavori sanno che il traguardo, per quanto vicinissimo, può essere irto di ostacoli proprio all'ultimo metro. Meno 2 giorni all'appuntamento con la storia a Losanna, il weekend cruciale con le diplomazie al lavoro. E l'assessore regionale al turismo, ospite di 20 ai 10, fa capire che dietro le quinte c'è un mondo che va al di là dei dossier. C'è il timore di un peso politico? Sì, c'è il timore di un peso politico. Se ci si basa sul luogo, sulla bellezza e sull'aspetto tecnico di come è stato fatto questo dossier, che non ha tralasciato nulla, io credo non ci siano dubbi. Il problema è un altro, è che come sempre la politica interviene, purtroppo, a volte anche in chiaroscuro. 48 ore di fuoco, oggi il governatore Luca Zaia è partito per Losanna, postando sul suo profilo Facebook la camicia e la cravatta rigorosamente griffate Cortina Milano. Con lui a Losanna, oltre al governatore lombardo Fontana e i sindaci Sale e Ghedina, una delegazione che conta 66 medaglie olimpiche e paralimpiche, e fra gli altri l'ex CT della nazionale italiana Marcello Lippi, i presidenti di Milan e Inter Paolo Scaroni e Steven Zang. Lunedì sbarcherà anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una giornata intensa che Antena 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria a partire dalle 14:30, con ospiti in studio e collegamenti da Losanna e da Cortina, dove in piazza la città attenderà la decisione. Cortina Milano ha dalla sua un dossier migliore e sostenibile e l'appoggio della gente. Tutte le carte in regola. Basterà? Dal resoconto che abbiamo noi adesso, in teoria dovremmo essere tranquilli. In realtà sappiamo che tutto può cambiare, anche la regina svedese si è messa, i reali svedesi si sono messi in corsa e stanno spingendo. E lo sgambetto potrebbe essere paradossale. Il rischio che abbiamo noi è che si dica che magari si danno le Olimpiadi a Stoccolma semplicemente perché la Svezia non le ha mai avute, a differenza dell'Italia che ha già avuto 2 edizioni e questa sarebbe la terza. Noi però diciamo una cosa, che se questo è il vero obiettivo, allora lo si doveva dire prima, perché a quel punto non ci saremmo nemmeno messi in corsa. Cioè, se ci dicono guardate che il criterio principale di base è che prima si privilegia chi non ha mai avuto, non ha mai gestito un'Olimpiade, allora bastava dirlo subito e probabilmente avremmo fatto un passo indietro. A qualcuno diamo un po' fastidio, no? Un po' di invidia purtroppo esiste, io lo noto in tante situazioni e quindi non vorrei che magari anche qualche altro paese europeo, no, soprattutto quelli del nord Europa, siano più propensi a votare verso la Svezia che non a votare verso l'Italia. Pessimismo o realismo lo scopriremo lunedì, il giorno dell'appuntamento con la storia. Ed il governatore Zaia è arrivato a Losanna in queste ore ribadendo vinca il dossier, non la politica. Noi siamo pronti, sentiamolo. Io penso e spero che la politica resti fuori da queste partite e qui noi vorremmo confrontarci seriamente sul dossier, sulle scelte tecniche che abbiamo fatto, come abbiamo fatto con la commissione di Morario. Dico anche che poi immagino che ognuno abbia, come si può dire, abbia i propri innamoramenti, ci sta, penso a qualche delegato che magari ha più vicinanza con Stoccolma piuttosto che qualcuno con noi, però è pur vero che alla fine spero sportivamente che vinca il dossier. Direi che arriviamo con tutti i presupposti, no? La notte prima degli esami ci arriviamo sapendo di aver studiato, di aver fatto i compiti per casa, insomma non siamo impreparati. Adesso si tratta di capire bene come gestire la presentazione, questa fase finale, che non è una messa cantata per noi, questo è chiaro, la facciamo con un grande senso di responsabilità e pensando che dobbiamo ancora parlare del nostro dossier, del nostro progetto, magari parlando anche a quelli che ancora hanno dei dubbi, delle perplessità o sono indecisi. Ed ora parliamo di grandi navi. Nonostante l'urgenza di una soluzione, il dibattito sul futuro delle grandi navi a Venezia appare in una fase di stallo particolarmente duro. L'assessore regionale Roberto Marcato che invita il ministro Toninelli a prendersi le proprie responsabilità. Lo dico al Ministro, continui pure così, nel frattempo magari le grandi navi decideranno altri porti, decideranno altre destinazioni, porteranno la ricchezza, l'economia, l'indotto in altre regioni, tanto chi se ne frega anche se non facciamo economia. Sono passati anni e governi da quando si è cominciato a discutere dell'opportunità e delle modalità del passaggio in laguna delle grandi navi. Sono trascorse settimane da quando la tragedia sfiorata sul canale della Giudecca ha imposto una drammatica accelerazione alla presa di una decisione.
Nessuno vuole più le grandi navi sul bacino di San Marco, ma la formazione di 2 fazioni, Regione e Comune di Venezia per l'attracco a Marghera, Ministero delle Infrastrutture e Comune di Chioggia per l'attracco nel porto clodiense, oltre a portare a 1000 la polemica, ha di fatto determinato una situazione di stallo. Siamo andati al Comitatone, eravamo presenti tutti, c'ero anch'io, lì c'erano tutti i ministri della loro governo, il centro-sinistra, quindi neanche un governo amico. Abbiamo individuato delle scelte possibili, adesso viene il ministro e propone delle scelte, perché quelli di Chioggia lo sanno anche i Topi Ragno che non è una scelta fattibile. Allora, se tu continui a perseguire una scelta che non è attuabile, tu stai già dicendo di no. Il ministro Toninelli ha incontrato il presidente Zaia, con il quale addirittura d'arrivo per la nomina del commissario straordinario che garantirà il completamento del Mose, ma sulla croceristica le posizioni appaiono distanti. Severissimo il giudizio dell'assessore Marcato, secondo il quale col suo atteggiamento il ministro sta facendo perdere una grossa occasione all'economia del Veneto. Allora lo dice però ai veneti, lo dice agli economisti, lo dice ai lavoratori, lo dice ai baristi, lo dice agli albergatori, lo dice che a lui non interessa portare ricchezza in Veneto e siamo tutti felici e contenti, ma lo deve dire ai veneti però. Siamo ora alla cronaca, blitz dei carabinieri in un appartamento di Spinea che era diventato un centro di spaccio rivolto soprattutto verso Mestre, 5 gli arrestati. I carabinieri di Spinea lo monitoravano da alcuni giorni, quell'appartamento di via Mion, dove era stato notato un sospetto andirivieni di persone. Alle prime luci dell'alba sono scattate le manette per 5 cittadini extracomunitari, originari del Gambia, senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I 5 pusher erano stati notati nei giorni scorsi anche in via Piave e domiciliavano tutti all'interno dell'appartamento, dove i carabinieri hanno rinvenuto decine di dosi di marijuana già pronte per la vendita e destinate al mercato mestrino. Complessivamente sono oltre 300 i grammi sequestrati. All'interno del ripostiglio dell'appartamento inoltre sono state rinvenute anche 2 baionette, un pugnale e un residuato bellico inerte. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri circa la loro provenienza. A Mirano, CAV e Comune hanno intitolato un parco per Ivana Cagnin, storica presidente del Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo, Ballò e Vetrego, scomparsa a 78 anni lo scorso 16 gennaio. Le avrebbe fatto piacere essere anche qui, magari che questo evento non fosse stato dedicato a lei, perché teneva molto di più al suo territorio e alle sue iniziative piuttosto che a se stessa. Appassionata della vita e amante degli alberi, così la targa del cippo commemorativo ricorda Ivana Cagnin nel parco che le è stato intitolato. Storica presidente del Comitato Viabilità Sicura di Scaltenigo, Ballò e Vetrego, scomparsa a 78 anni lo scorso 16 gennaio, sarà ricordata nel modo che le sarebbe piaciuto di più, per il suo contributo all'ambiente e alla tutela del territorio e soprattutto per le mitigazioni in seguito all'avvento del passante di Mestre e Mirano. È una cosa che ho voluto fortemente, quella di dedicare questa giornata e questo parco alla signora Ivana Cagnin, che è stata una delle prime persone che ho conosciuto quando ho preso l'incarico di presidente in CAV. È stata nel tempo una collaborazione che francamente non mi aspettavo, nel senso che ero abituata ai comitati turbolenti e contro a priori. Non è stato così in questo caso, ho trovato una persona collaborativa, dialogante e con cui ovviamente siamo riusciti a fare delle cose. La proposta del CAV è stata sposata subito dalla sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello. Lei amava molto anche il verde, gli alberi, diceva che sempre quando doveva fare anche una scelta importante piantava appunto una nuova pianta e quindi ci sembrava che questo fosse un simbolo importante. E l'intitolazione di questo parco perché comunque il verde, la mitigazione e anche la necessità di continuare su questa strada in questo territorio attraversato da infrastrutture importanti come il passante era un po' una delle sue battaglie. Nel corso della cerimonia è stato anche piantumato un faggio. In piena continuità con lo spirito delle iniziative della madre, il figlio Michele guarda al territorio come ad un patrimonio da preservare per le generazioni future. È dedicato sia a mia madre
e io a nome di mia madre, come disse lei all'inaugurazione di questo parco, lo dedico ai suoi nipoti e ai nipoti di tutti noi, sperando che questa opera resti per molto tempo così bella come oggi, a ricordo delle iniziative che i cittadini possono avere per il proprio territorio. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rocate. Rieccoci nuovamente in studio, tornano a volare a Venezia gli aerei che hanno fatto la storia dell'aviazione civile italiana, a porte aperte all'aeroporto Giovanni Nicelli del Lido con il Media Day. Un evento di 3 giorni che riporterà all'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò al Lido di Venezia gli aerei che hanno fatto la storia dell'aviazione civile italiana. Fino a domenica 3 giorni di appuntamenti, conferenze ed incontri, ma soprattutto di splendidi aerei in pista. Un tuffo nel passato e nella suggestione, ma rivolto al futuro, verso il rilancio dell'aeroporto. Si presenta in questo modo il nuovo consiglio di amministrazione, guidato dal presidente e amministratore delegato Maurizio Gigi Garbisa, affiancato dal vicepresidente Raffaele Ambroso. Tra gli ospiti che parteciperanno agli incontri anche la prima hostess d'Italia a volare, la veneziana Yvonne Girardello. Con questo noi manteniamo fede a una promessa fatta al Comune di Venezia e fatto anche alla Camera di Commercio di Venezia, nonché alla Save, che quando furono acquistate, non più tardi di 2 anni fa, le quote della società Nicelli, abbiamo inteso e abbiamo voluto riportare l'immagine storica di questo importante aeroporto dove proprio negli anni 30 volavano i DC-3 che voi vedrete appunto in queste giornate. Un appuntamento che ha una grande valenza storica. I DC-3 che oggi sono qui a farci sognare quel che furono gli importantissimi attori sia della rinascita dell'aviazione commerciale di linea italiana con la Transadriatica, sia anche furono importantissimi aerei per la rinascita delle officine aeronavali, della industria italiana. 3 giorni per sognare ad occhi aperti. Ed ora sentiamo la nuova avventura ideata e lanciata dal campione olimpico di canoa Daniele Scarpo con la moglie Sandra Truccolo. Sentiamo. Un Giro d'Italia davvero speciale. 100 giorni in barca a vela con equipaggi che mettono insieme nell'attività sportiva persone diversamente abili a normodotati. Così si promuovono i valori dello sport e dell'amicizia, della solidarietà e dell'inclusione. Sentimenti in grado di superare ogni barriera. È questa la bella avventura messa in piedi dal campione olimpico Daniele Scarpa, canoista veneziano, medaglia alle Olimpiadi di Atlanta 96 e vincitore anche di 2 titoli mondiali, insieme alla moglie Sandra Truccolo, anche lei campionessa mondiale paraolimpica. Scarpa e Truccolo sempre in prima linea a promuovere i valori dello sport e dell'inclusione sociale. Questo è un viaggio inclusivo dove avremo persone con difficoltà a deambulare, persone con delle difficoltà intellettive e persone cosiddette normodotate. Durerà 100 giorni. Un'avventura che potrebbe arrivare anche sugli schermi della Mostra del Cinema di Venezia. Arriveremo fino a Sanremo, poi scenderemo giù per la Corsica, scenderemo a Sardegna, Sicilia e poi andremo a Otranto, andremo alle coste dalmate e arriveremo a Trieste. Durante la navigazione l'ex campione olimpico ci ragguaglia sull'itinerario dell'esperienza partita da Trieste lo scorso 8 giugno. Tappa Monfalcone, Caorle, Jesolo, Carolinato Porti, Venezia, Ravenna, Rimini, Ancona, Pescara e oggi facciamo rotta Pescara-Tremiti, staremo lì un paio di giorni, poi Tremiti-Vieste e da Rieste proseguiremo. Ci lascerà questo fantastico gruppo di ragazzi della Cascina Biblioteca di Milano, ragazzi fantastici. Ed è davvero tutto da Venezia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone torna a prendere possesso delle nostre regioni, sarà una domenica soleggiata. Vediamo il dettaglio del 23 giugno.
Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno al massimo velato ovunque, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi dove non si escludono anche degli acquazzoni, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche veloce rovescio, specie sui rilievi durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.